E giochiamo torre 1 per attaccare questo pedone. Su qui la mossa corretta è alfiere G4 F6, il mio cuore. Come si può giocare F6? Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo oggi a effettuare un'altra partita. Vediamo se qualcuno accetta la sfida. Ok, io avevo lanciato una sfida mentre stavo avviando il video, qualcuno ha accettato e ha annullato. Riproviamo di nuovo. Proviamo una partita a 5 minuti. Lanciare una sfida a 5 minuti ancora, e sempre senza elo, e vediamo chi accetta. Di nuovo stiamo sfidando possibili avversari provenienti da tutto il mondo. Che sfortuna che avevo già un avversario. E vediamo qua, ma sbaglio, qua c'è il volto di Anatoli Karpov, appare. Ok, qualcuno ci ha sfidato lo stesso giocatore di prima, il giocatore che ci ha giocato la Scandinava precedentemente, quindi lo stesso giocatore del video precedente di questa nuova serie di partite amichevoli su chess.com. Ok, ci ho giocato 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6. Ok, oggi proviamo a giocare l'italiana. Vediamo cosa gioca. Cavallo F6 permette l'attacco fegatello, ma l'attacco fegatello è molto difficile. Proviamo a giocare il cosiddetto giuoco piano. Questa apertura viene giocata ormai da tempo immemorabile, che ora gioco C3. Ora non voglio sbilanciarmi, voglio giocare una partita molto lenta. Ora D5 è una mossa principale con molta teoria, e per D5, cavallo per D5, che adesso mi costringe ad essere molto teorico questo avversario. E giochiamo torre 1 per attaccare questo pedone. Su qui la mossa corretta è alfiere G4 F6, il mio cuore. Come si può giocare F6? Mi ricordo che F6 è sbagliata, ma non mi ricordo il motivo dell'errore. Allora F6 deve essere una mossa cattiva perché il re si trova ancora su questa diagonale, quindi aprire tale diagonale deve essere immensamente pericoloso. Ok, se io gioco donna B3 lui si difende con alfiere 6, allora potrei inserire una mossa come D4, così se gioca e per D4 donna B3 potrebbe essere rinforzata. Quindi allora qua la mossa corretta dal punto di vista della teoria era alfiere G4. Torre 8 non funziona, da poi vi farò vedere un trucco. Torre 8 D4 e per D, ma ora che non abbiamo tempo, quindi proviamo a vedere. Poi io so che F6 è sbagliata, ma non mi ricordo perché. Questa è una cosa che capita un sacco di volte ed è anche una cosa che scoccia abbastanza. Ma a questo punto ora attacco l'alfiere il pedone, ora o perde un pedone, oppure se prende, ripeto, donna B3 dovrebbe rinforzarsi. Quindi per tutti gli amanti del gioco piano questa partita potrebbe costituire magari una fonte di ispirazione teorica, almeno spero. Quindi niente, qua giochiamo donna B3. E sì, è quello che dicevo, no? Che non so bene ora come fa a sostenere questo cavallo. Ora mi sembra problematico sostenere questo cavallo in D5. Come fa? Questo cavallo è in presa. Se gioca cavallo A5 prendo, se gioca alfiere 6 in presa, questo era lo scopo. Se gioca cavallo E7 posso dare la torre in E7, o prima su cavallo E7 prendo in D4, in un futuro poi do la torre in E7 e catturo 2 pezzi per la torre. In questo tipo di medio gioco i 2 pezzi valgono più, no, della torre, e quindi il bianco dovrebbe avere un vantaggio decisivo in tutte le varianti. Vediamo in ogni caso come continua la sfida. Ok, quindi sempre questo giocatore messicano con la figura di Goku, mi sembra, quindi massimo rispetto, che è uno dei miei personaggi preferiti. Ok, cavallo E7, a questo punto catturiamo prima in D4 perché è un pedone, e
e poi prendiamo in E7. La prossima dovremmo poter giocare torre per E7, prendere 2 pezzi contro la torre, e 2 pezzi contro la torre parlano da soli. Ma qua abbiamo è andato in B4 con una casella sfortunata, il bianco muove e vince. Sapresti come vincere? Sì, qua c'è l'inchiodatura, il cavallo in realtà non può muoversi, quindi in modo semplice, in modo diretto catturiamo in B4, la donna non è impresa perché il re è dietro, e ora abbiamo un pezzo in più, e un pezzo in più speaks for itself. Ok, re H8, a questo punto magari possiamo catturare il cavallo, perché ora che abbiamo un pezzo in più semplificare va bene. Allora lui giocherà cavallo per D5, noi sposteremo la donna che non vogliamo perderla, poi bisognerà terminare rapidamente lo sviluppo, no? Provare a vincere la partita per il materiale. Se gioca torre 8 posso cambiare la torre, prendere in D5 perché il cavallo teneva il matto, che ora cavallo C3, bisogna sviluppare i pezzi rapidamente, no? Perché se non si sviluppano i pezzi il differenziale del materiale non si sente. Ora ok, alfiere F5, a questo punto un pedone, però prima potremmo anche svilupparci, no? Terminare lo sviluppo non fa mai male, soprattutto in questi frangenti, e a questo punto si inizia a incassare sempre più materiale. Donna per B7, se cattura in E1 le torri sono collegati. Ora con questo sviluppo così completo il materiale appunto dovrebbe iniziare a farsi sentire. Ora un altro pedone, ripeto, i pedoni non fanno mai male, e qua è molto difficile per il nero reggere, ma cioè, quindi il nero ha perso materiale per un errore in apertura. Ora semplificazione assoluta, più si semplifica più si sente il pezzo di differenza. Ora voglio semplificare anche questa torre, voglio semplificare tutto. Ok, a questo punto, ma penso che possiamo anche iniziare, no? Ad avanzare, perché ormai siamo in un finale, quindi questo pedone inizierà a farsi sentire. Sì, qua è abbandonato, perché è abbandonato, vuole ci avrò proposto la rivincita, ma noi andiamo a vedere l'analisi. Vediamo qua che cosa è successo. Ok, qua lui ha giocato, e tutto questo è teorico, però qua il nostro avversario da giocare un'altra mossa, e il motore dice alfiere 6, non lo sapevo, io sapevo che si gioca alfiere G4 per quanto ne so io, e penso che sia la mossa migliore, e io non so perché dice, io penso che alfiere G4 è la mossa migliore, perché dà tanto vantaggio al bianco, cavallo D2, perché il bianco sta così meglio, cavallo, per esempio cavallo B6, boh, non lo so, penso che ci sia un bias nella valutazione di questo computer, perché quando ho visto questa linea, ecco, infatti sta diminuendo il vantaggio, ma penso che il nero stia bene qua. Comunque è difficile a volte studiare le linee con il computer, perché a volte danno valutazioni sbagliate. Comunque se alfiere G4 secondo me è la migliore. Un'altra torre 8 non va bene, come dicevo, perché c'è D4, attaccando l'alfiere il pedone, il bianco non può prendere per via della donna sovraccarica, presa, alfiere per D5, nero vince. Quindi dopo F6 D4, qua nei guai, perché dopo per D4 giochiamo donna B3, su cavallo E7, C per D. Ecco, qua mi aspettavo alfiere B6, dopodiché prendo in E7 e poi prendo in D5, no? E qua 2 pezzi in più sono più forti della torre, il motore addirittura da un vantaggio di più 3, vantaggio simile a un pezzo in più. E qua dopo alfiere B4, pezzo secco in più, senza, per via dell'inchiodatura, è finita. Ora qua il vantaggio è una questione accademica, la realizzazione del vantaggio, sviluppo, continuare a catturare i pedoni, semplificazione. Ora qua nel finale abbandonato perché tutti i pedoni vanno avanti. Spero che la partita vi sia piaciuta e proverò adesso a lanciare nuove sfide che presto, in breve, verranno proposte nel programma. Chissà se giocherà sempre Goku oppure se giocheremo con Vegeta o qualche giocatore con più elo, chissà, lasceremo alla sorte decidere. A presto, alla prossima.